Parlando di comunque radio, il tuo background radiofonico, no? Io tanto penso adesso a quella che è la quotidianità, no? La vita di tutti i giorni, quando le nuove generazioni, insomma, tu hai due figli, sono teenager, quindi capisci bene Mhm. anche, no? Proprio il mondo nel quale viviamo, no? È un feedback anche diretto. E, in un certo senso è quando anche adesso tu proponi i tuoi show, no? Che Mhm. sia radio o che sia così. Cioè, come secondo te, cosa bisogna tenere in mente come ingrediente per mantenerlo rilevante? Perché in un certo senso la relazione che le nuove generazioni hanno verso la radio, per esempio, piuttosto che gli stream, è completamente diversa. Quando tu sei cresciuto e mi dicevi che registravi i tuoi show alla radio con le cassettine, quello è andato, Oh, quel mondo assolutamente. lì, non c'è più, cioè adesso si ascolta, sì. Cioè, la vera challenge è quella di mantenere un format e una formula interessante per le nuove generazioni. Cosa ti bazzica per la testa quando ti dico queste cose qua? Che un po' non so dove battere la testa, Mm, nel senso che comunque le nuove generazioni, devo pensare ai miei figli, la radio per loro non esiste, non la eh, ascoltano. Io alla loro età avevo cominciato già da mo' ad ascoltarla, anche perché vabbè, era l'unico mezzo. Oggi ascoltano musica tramite le piattaforme di qualsiasi tipo ed è tutto on demand, mm. cioè nel senso, perché poi anche una On volta demand, cioè questa sera non vedi lo show dal vivo, te lo rivedi te lo domani. rivedi, vuoi ascoltarti quella canzone? Te l'ascolti adesso. Sì. Io mi ricordo pomeriggi passati dopo pranzo, andavo il sabato, la domenica quando ero a casa a scuola dopo pranzo, andavo in macchina di mio papà e attaccavo la radio e iniziavo con la rotellina a girare a cercare musica, quella che mi piaceva o se trovavo qualcosa di nuovo. E sta roba qua ovviamente non c'è più, ci sono le piattaforme, anche lì un po', poi cioè, le piattaforme stesse ti propongono, potrebbe interessarti, no? In base però a quello che già stavi ascoltando, quindi è una scoperta però edulcorata dal fatto di quello Ci che avevo mai già tu pensato a sta cosa, però ascolti. è vero, eh? Cioè quello che ti Quindi suggerisce ti fanno andare l'algoritmo un po' è più in legato a là, quello ma che non già hai, troppo, cioè sì. è forse difficile la scoperta vera Esatto, eh. esatto. Quindi sì. E poi va bene, adesso se penso ai miei figli, sono ancora giovani, per esempio, per partecipare a andare a serate come quelle che faccio io il giovedì sera, e quindi lì mi trovo già con un pubblico più adulto, eh, però comunque giovane. Vedo che comunque le nuove generazioni, anche io come ospiti ho spesso gli ospiti principali sono magari gente che comunque già bazzica nel mondo o ne ho ospitati anche di importanti che hanno esperienza trentennale, eccetera. Però come primo ospite ho sempre un ospite, diciamo, più o meno emergente, che viene lì a fare il set di apertura. Ho ospitato anche ragazzi molto giovani, ventenni, che già si sono approcciati al vinile, per esempio, o Mm, comunque hanno la curiosità della scoperta musicale. bello. Quindi comunque c'è. Si è persa un po', però c'è. Io comunque confido nelle nuove generazioni. Io sono Mio molto figlio mi ha fan fatto di... ascoltare una nuova Eh, artista che io non avevo mai sentito nominare, che si chiama Melanie Martinez, ok. una cantante americana, assomiglia un po' per certe cose, per certi versi adesso mi sfugge il nome, vabbè, una cantante del nord Yeah, Europa, ti Bjork, tornerai. Bjork, Oh, Bjork. Bjork, man, yeah, from Iceland. Sia perché nell'ultimo album si Yeah, vestiva da alieno, quindi erano yeah, questi trucchi, queste maschere che poi Bjork aveva magari nei video bizarre. e robe un po' strane, le Yeah, sonorità un po' strane. Lei è un po' meno strana, però certe she's robe. amazing. Però è molto molto, fa delle robe molto interessanti, quindi comunque si Yeah. può imparare anche dai più giovani, no? Assolutamente sì, ma anche bello questo che stiamo condividendo invece questa sera, che è un po' uno show ibrido, no? Tra live e l'on demand. Esatto. E comunque, insomma, ecco, è bello averti qui stasera per trasmettere delle belle storie, delle belle vibrazioni, delle belle emozioni che connettono un po' quello che è stato a quello che sarà, no? È un po' un Guarda, mi anello fa di... di congiunzione. Sì, Mi fa super piacere, me la sto passando tantissimo sono felice.